Andiamo a leggere il campo dei partenti. all'1 Zola Chi, 2 City Lux, 3 Bonville Gifont, 4 Vernissage Griff, 5 Vesna 6 Verdon VF, in seconda fila 8 Zaccongiò, 9 Achille BLV, 10 Vincerogar, 11 Sunny Crockett, 12 Achela Pal Ferm. Autostart che a metà della piegata inizia a prendere velocità con molta cautela Achille BLV, si ritrae anche dalla seconda fila Achela Pal Ferm. E si parte con la velocità di Bonville Gifont e di Vesna che vanno subito in lotta. Vesna che insiste all'attacco di Bonville e prova a passare Bonville, che però rientra all'avversaria, la quale si sistema in seconda posizione avanti a Zola Chi. All'esterno c'è City Lux che marca stretto Vernissage Griff, lo tiene in terza ruota, 14,1 il lancio. Riccardo Pezzatini va sulla testa della corsa, non otterrà probabilmente il via libera, ma così facendo sta dando un percorso durissimo al campione Vernissage Griff. 28,5 il primo quarto di gara, Bonville Gifont al comando, a largo c'è City Lux, terza ruota costante per Vernissage Griff, dietro ai due c'è Vincerogar, poi allo steccato Vesna che precede Zola Chi, quindi Zaccongiò, Verdon VF, poi Sunny Crockett e quindi Achela Pal Ferm e Achille BLV. Dopo quasi un giro di corsa, Vernissage Griff non ha mai visto una corsia migliore della terza ruota. City Lux lo tiene lì ed è accanto a Bonville Gifont, 57,7 per i primi 800 metri, con Vernissage proteso in terza corsia. Bonville Gifont che fa buona guardia all'avanguardia, portandosi sempre dietro Vesna. Il primo chilometro se ne va in 1:12,5, ritmo abbastanza svelto quello imposto da Bonville Gifont al comando. Al suo esterno è sempre City Lux, alla corda Vesna, Vernissage che soffre in terza corsia, a 400 metri dal palo, 1:26,8 in 1.200, Bonville ancora davanti, nella sua scia c'è Vesna, poi City Lux richiesto, Vernissage Griff che stenta, alla corda guadagna bene Zola Chi, sposta Vesna dalla scia di Bonville Gifont che affronta la retta arriva in vantaggio, Bonville davanti, Vesna che prova a spostare, si difende Bonville Gifont che ha sempre quella lunghezza, largo Zola Chi, è in vantaggio Bonville Gifont su Vesna, Zaccongiò di dentro, Bonville Gifont vince la prima prova del campionato europeo, 28,8 da arrivare, 1:11,9. Antonio Simioli in salchi alla portacolori della Pachino Horses si garantisce quantomeno la possibilità di lottare il campionato europeo alla bella di mezzanotte. Bonville Gifont e Antonio Simioli da un capo all'altro va davanti e si rende intangibile nel finale. Vesna può essere seconda correndo lì alla corda a seguire Bonville. Molto bene finisce Zaccongiò all'interno, al largo Zola Chi che è terzo, quarto Zaccongiò, quinta per Buchi Achela Pal Ferm. La prima prova del campionato europeo 2023 va da Antonio Simioli, dalla Pachino Horses, da Bonville Gifont. Nicola, a te.